Bentrovati e salve a tutte e a tutti. Proseguiamo il nostro percorso alla scoperta del modo in cui noi sardi usiamo la lingua italiana. Nei videoclip precedenti abbiamo fornito una sintetica definizione del concetto di italiano regionale, definendolo come una varietà geografica della lingua italiana. Se per esempio prendiamo il concetto di non entrare a scuola ingiustificatamente, cioè il concetto di marinare la scuola, quindi assentarsi senza motivi validi dalle lezioni, e andiamo a vedere come viene reso nelle diverse aree dell'Italia, scopriamo che in Sardegna noi lo indichiamo con l'espressione fare vela, ma procedendo dal nord al sud dell'Italia vediamo che per esempio in Piemonte si dice tagliare o bucare, in Lombardia si dice bruciare o bigiare, in Friuli Venezia Giulia fare lippe, in Veneto fare manca o bigiare, procedendo verso il sud in Emilia Romagna fare fughino, in Toscana si dice fare forca, in Abruzzo si dice fare cupo, nell'Umbria si dice fare salina, in Lazio fare sega, in Campania fare filone, così come in Molise, e in Sicilia infine buttarsela o caliarsela. Ma ci sono anche delle altre modalità che noi per economia di tempo non ricordiamo. Ora, questa carta che abbiamo appena visto sul concetto di marinare la scuola ci conferma dunque che l'italiano regionale è una varietà geografica della lingua italiana. Ma in realtà nell'italiano regionale entrano in gioco anche delle variabili sociali, come per esempio il livello di istruzione dei parlanti. L'aggettivo regionale non deve trarre in inganno. Esso infatti non si riferisce propriamente alle regioni amministrative, la Liguria, il Lazio, la Calabria, la Sardegna e così via, ma si riferisce a regioni linguistiche di varia estensione e quindi l'aggettivo regionale significa di una certa zona ed equivale a locale. Cioè, in altre parole, guardando alla nostra Sardegna, se è vero che abbiamo dei tratti, delle caratteristiche che potremmo definire pansardi, cioè che sono diffusi in tutta l'isola, pensiamo per esempio alla posposizione dell'ausiliare nei tempi composti nelle frasi interrogative. Letto l'hai il libro, piaciuto ti è il film, capito mi hai, questa battuta tormentone che il cabarettista Lucio Salis lanciò negli anni '80 partecipando alla nota trasmissione Drive-In. Ecco, se pensiamo a questa caratteristica, cioè alla posposizione dell'ausiliare nei tempi composti, nelle domande, cioè nelle frasi interrogative, beh, questo è un tratto che accomuna un po' tutte le aree, tutte le zone della Sardegna. Però ci sono dei tratti, delle caratteristiche, dei modi di dire che sono diffusi in alcune aree e non in altre. Mostrando questo uccello che si trova anche nelle nostre città, a Nuoro viene preferibilmente indicato con il nome di colombo, mentre la maggior parte degli oristanesi lo definiscono invece come piccione. Eppure, come vedete, il volatile è lo stesso. Un'interessante ricerca iniziata nel 2000 in alcune regioni italiane e proseguita negli anni successivi, coordinata a livello nazionale dalle professoresse Teresa Poggi Salani e Annalisa Nesi, mentre in Sardegna
la coordinatrice responsabile scientifica era la professoressa Cristina Lavinio dell'Università di Cagliari. Bene, questa ricerca, che prendeva il nome di LINCI, che sta per la lingua delle città, ha evidenziato e confermato l'esistenza di una subregionalità nella regionalità. E questo vale ovviamente per tutti gli italiani cosiddetti regionali parlati nelle diverse aree d'Italia. Così come in Sardegna si possono cogliere delle differenze fra l'italiano parlato a Cagliari, quello parlato a Oristano, quello parlato a Nuoro e quello parlato a Sassari, in Emilia-Romagna, per esempio, ci sono delle differenze nel parlare la lingua italiana, perché l'italiano di Bologna differisce da quello di Parma o da quello di Modena o da quello di Reggio Emilia o da quello di Piacenza. E anche questo è un fatto del tutto normale. Una quindicina d'anni fa, avendo avuto modo di lavorare contemporaneamente in alcune classi di un istituto superiore di Nuoro e di un istituto superiore di Oristano, mi è capitato di proporre agli studenti queste due frasi. Ieri non avevo voglia di guidare e sono andato a Cagliari a treno, in luogo di in treno. L'altra frase, ho visto Mario e l'ho trovato come che fosse invecchiato, in luogo di come se fosse invecchiato. Ho chiesto agli studenti di esprimersi sulla correttezza, fra virgolette, di queste espressioni rispetto all'italiano standard. Ebbene, mentre nella scuola oristanese la maggior parte degli studenti ha indicato come un'espressione dell'italiano regionale come che fosse invecchiato, cioè ai ragazzi suonava male, non suonava come un'espressione dell'italiano standard, mentre invece molti ragazzi e ragazze hanno considerato accettabile il sono andato a Cagliari a treno, i giudizi formulati dagli studenti nuoresi sono invece di segno opposto. Cioè, nella città di Grazia Deledda, gli studenti da me interpellati hanno per lo più indicato come regionale l'espressione sono andato a Cagliari a treno, a loro suonava male, mentre in tanti invece hanno ritenuto accettabile ho visto Mario e l'ho trovato come che fosse invecchiato. Chiarito quindi che l'aggettivo regionale equivale a di una certa zona, cioè locale, iniziamo ora a riflettere più nel dettaglio sulle caratteristiche del nostro italiano regionale, a cominciare dal livello d'analisi della prosodia, cioè i cosiddetti tratti soprasegmentali, come vengono definiti in linguistica. E quali sono questi tratti soprasegmentali? L'intonazione particolare con cui ci esprimiamo, l'intensità, la durata dei suoni, il ritmo e così via. Ci soffermeremo anche ad analizzare alcuni tratti della fonetica che riguardano cioè la produzione dei suoni da parte nostra quando parliamo la lingua italiana, produzione dei suoni che avviene nell'apparato fonatorio. I fatti intonativi, che sono quelli più difficili da descrivere, sono invece quelli ben riconoscibili a orecchio e ci permettono immediatamente, nell'arco di pochi secondi, di individuare la provenienza geografica del parlante. Per quanto riguarda quello che comunemente definiamo come accento, la cadenza, poiché nell'italiano standard non si è mai avuta una norma superiore di riferimento, l'italiano parlato nelle diverse aree d'Italia risente senz'altro delle curve prosodico-intonazionali delle lingue e dei dialetti locali.
Si pensi in Sardegna alla particolare intonazione che contraddistingue i parlanti di paesi come Assolo o Senis o Sammugheo, per restare in provincia di Oristano, o parlanti per esempio di Seulo in Barbaggia, o i parlanti di Orosei, Ergoli e degli altri paesi della Baronia. Ecco, pensiamo alla particolare intonazione che caratterizza questi parlanti quando parlano in sardo. Ebbene, queste stesse curve prosodico-intonazionali molti parlanti le esibiscono anche nel parlare la lingua italiana, permettendo a chi presti una particolare attenzione alla loro cadenza di individuare subito il paese o quantomeno l'area di provenienza. In altre parole, questa caratteristica è quella che ci consente di dire, quando sentiamo parlare qualcuno, lo sentiamo per appena pochissimi secondi, ci consente di dire, ma dall'accento, come viene comunemente definito, dalla parlata, non mi sembra sardo, ma addirittura siamo in grado, per esempio, di cogliere il fatto che si tratti, per esempio, di un parlante lombardo o di un parlante campano o di un parlante siciliano, di un parlante toscano, di un parlante romano e così via. Molti fra noi sardi sono convinti che noi ci distinguiamo in modo particolare proprio a causa della fonetica e soprattutto della prosodia, dell'intonazione particolare che abbiamo fra i parlanti italiani. E questo è vero fino a un certo punto, anzi direi che non è vero, perché noi chiaramente parliamo anche a livello di intonazione la lingua italiana con un'intonazione particolare che ci deriva dal sardo, mentre altri parlanti ricorrono a intonazioni, a curve prosodico-intonazionali particolari, che sono proprie delle loro aree di provenienza e che spesso, come abbiamo detto, arrivano dalle altre lingue e dagli altri sistemi linguistici, dai dialetti parlati in quelle aree. Vi faccio un solo esempio. Pensiamo alla particolare intonazione con cui noi in lingua sarda formuliamo le frasi interrogative dirette, cioè con una curva prosodico-intonazionale tipicamente discendente, a differenza invece di quello che ci viene insegnato a scuola, laddove ci viene detto, beh, le domande vanno chiuse con una curva invece ascendente, cioè in corrispondenza del termine della frase, quando mettiamo il punto di domanda, dovremmo un po' sollevare l'intonazione. Per noi sardi non è così. Noi diciamo, hai visto il film? Noi diciamo, ti è piaciuto il libro? In realtà, nell'italiano regionale, oltre ad esprimere queste due frasi con questa curva discendente, spessissimo diciamo anche, come ho già detto, piaciuto ti è il libro, visto là il film. In questo videoclip non andrei oltre, mi fermo qui. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a un'altra pillola sul nostro modo di parlare e scrivere la lingua italiana. Vi saluto e allora, a si dorrà un saluti.